Grazie per essere venuti a vedere questo film, a cui sono particolarmente legato perché è un film delicato, è un film profondo, è un film che è difficile trovare, insomma, non verrebbe voglia di vedere un film così in questo periodo. Per fortuna è arrivata la pioggia, dai. Però tu hai detto una cosa molto bella in un'intervista che mi ha colpito. Mi hai detto provo a mettermi dalla loro parte, dalla parte dello spettatore. Sei ovviamente anche tu come noi uno spettatore. Hai detto perché dovrei andare a vedere un film in cui si soffre. E poi hai detto però giustamente questo non è un film sulla sofferenza, è un film sul dolore. Esatto, perché sono due cose secondo me molto diverse, molto differenti. La sofferenza è proprio uno stato in cui cadiamo. Il dolore è una condizione che e io penso insomma che ognuno di voi, mi tolgo gli occhiali perché sono pieni di... Ognuno di voi abbia provato nella sua vita il dolore, ognuno di noi. È una condizione che è in grado è un passaggio che è in grado di migliorarci. È qualcosa che con cui se riusciamo a stabilire un dialogo, una convivenza con il dolore, riusciamo a superare le difficoltà che la vita ci pone. La sofferenza, per contro, ci crea un sustrato, una corazza di cordoglio. È quella condizione in cui tante persone finiscono per assoggettarsi, a cui tante persone finiscono per assoggettarsi. La corazza del cordoglio che è sicuramente molto più comoda della capacità di affrontare il dolore, ma il dolore è davvero qualche cosa che ci può cambiare la vita. È un percorso, non va negato, non porta sfortuna, è qualche cosa che ci appartiene e ci apparterà sempre. Ovviamente crescendo ci rendiamo conto che ci sono in egual misura dolori e piaceri e ci devono appartenere gli uni e gli altri. Questo lo diceva Schopenhauer, però. E qui poi c'è una dimensione, del dolore che è anche collettiva, insomma, perché siamo dentro una dimensione familiare. Siamo in una famiglia, all'interno di una famiglia. Mi fa piacere essere qui a parlare dopo la proiezione perché viviamo la duplice condizione di presentare o post intervenire, per cui quando presenti devi omettere alcune cose, quando poi intervieni. No, questo è un film per me, la lezione che mi ha lasciato questo film, perché sono molto contento, davvero, premetto, sono molto contento di aver preso parte a questo film perché mi ha dato la possibilità di lavorare a un personaggio totalmente nuovo per me, totalmente fuori da quelli che vengono considerati i miei schemi, e sono felice che un autore come Paolo abbia pensato a me per questo film, perché è quello che voglio fare da sempre, cioè fare cose nuove. Per me questo è un film che parla di amore, un amore cercato, costruito, creato, poi disperso, infranto, e in un secondo tempo, quando questa famiglia ormai sembra non avere più niente da dirsi o da chiedersi, quando quando Dennis ha questo incidente sugli sci e loro si trovano davanti a questa lunga notte che non sanno a che cosa li porterà, si trovano di nuovo davanti a quella situazione da baratro, però la guardano con occhi diversi, con gli occhi in qualche modo, con gli occhi della speranza, con gli occhi anche di quelli che vogliono fare qualche cosa.
la loro figlia, la piccola Sara, la Giulietta Rebeggiani, magistralmente interpretata, li porta in cima alla montagna a riscoprire un rituale laico che riguarda solo quella famiglia, e allora forse proprio in quel momento loro si lasciano andare al ricordo di quella straordinaria forza che li aveva unificati, di quell'amore che aveva creato quella bellissima famiglia che si era disgregata, ma che comunque continua ad aleggiare sopra di loro. Ecco, questa è la cosa più bella che mi ha lasciato questo film, la lezione più bella, che l'amore è come veramente, è come la materia, si trasforma, ma non nasce, non muore. Ecco, questa è la cosa più bella. Senti, dicevi appunto di aver lavorato su questo personaggio, su Piero, che è completamente nuovo per te. Sì, certo. Sì. Come ci hai lavorato? Come l'hai costruito? Nel senso, tu che hai interpretato tantissimi personaggi molto diversi tra di loro. Ma guarda, questa tipologia di personaggi ha secondo me delle sfaccettature molto complesse e vanno costruite con grazia e con garbo. Non può prescindere il lavoro su un personaggio dal lavoro che gli altri attori fanno sui propri personaggi, per cui c'è stato all'inizio un grande lavoro di ascolto tra di noi. Fortunatamente, e lo dico davvero perché non sempre è così, eravamo un gruppo di attori molto ben assortito e molto 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 affiatato. Tra me e Anna, sia quando avevamo lavorato, e pure Paolo ovviamente, quando avevamo lavorato a Perfetti Sconosciuti, era nata una bella intesa, e poi si è riproposta in questo film con delle new entry molto belle. I suoceri prima, la Casini, mamma mia che figura di merda. Vabbè, che tanti faccio. attori che hanno lavorato. La Rebeggiani, i nostri figli, abbiamo creato un nucleo, non soltanto una famiglia sullo schermo, ma anche sul set. Eravamo molto affiatati tra di noi, e spesso mi chiedono che tipo di energia metti in campo quando costruisci, quando crei, dai vita a questi personaggi così drammatici, così sofferti. Ecco, quello che dico io è che ci vuole un'attenzione molto molto particolare. Non ci viene in aiuto la pratica teatrale, perché è una pratica fisica. Il lavoro che bisogna fare in questo caso si basa tutto sugli sguardi, sui silenzi, su una parola che fatica ad uscire dalla bocca in un determinato momento, una sospensione e anche un piano d'ascolto, un modo di guardare qualcuno che parla, e diventa diventano tutte modalità per veicolare sentimenti e situazioni. Io mi sono trovato particolarmente a mio agio in questo set, sia perché avevo vicino una compagna di lungo corso come Anna, che è un'attrice estremamente rigorosa, seria, ma anche perché avevo vicino a me dei giovani, dei ragazzi che ti tengono loro malgrado sveglio nelle tue attitudini, ti fanno capire che questo lavoro è anche intuito, è anche entusiasmo, è anche la voglia di buttare qualcosa che non sai dove potrà arrivare. È vero, abbiamo sbagliato sul set, ma abbiamo anche fatto delle cose bellissime, e quegli errori ci sono serviti a migliorarci. E grazie a quegli errori io ho potuto apprendere anche dai nostri amici giovani e ragazzi che rappresentavano, che davano vita ai nostri figli. Per cui questa per me è stata veramente una bellissima occasione. E lavorare con gli adolescenti ti mette vicino a una forza meravigliosa, piena di entusiasmo, che è quella che dovrebbero avere tutti i grandi attori.
Adesso, come sai, come tradizione passiamo la palla a loro, anche perché credo che certo, è un film che tocca delle anche corde perché sono intime, rimasti insomma. tutti in sala, quindi avranno qualche curiosità. Se avete qualche curiosità, qualche domanda, anche un pensiero. Non è fondamentale, però caspita, davvero è bellissimo, veramente valeva il viaggio. Grazie davvero, siete proprio belli. Non sono tutti perché non li vedi, ma abbiamo dovuto aggiungere una proiezione, c'è un'altra sala collegata, quindi salutiamo quelli che sono nell'altra sala. Fermali, ci vediamo dopo. Ci vediamo dopo e dopo veniamo giù con Beppe, ma appunto se avete qualche... No, se avete delle curiosità, delle domande, delle riflessioni, anche delle emozioni da condividere con gli altri spettatori, perché capisco che sia un film che non lascia tanto spazio alla parola, ma forse... Eccolo! Aspetta un attimo, solo che ti diamo il microfono. Che... Arriva il microfono. Così tutti possono sentire la sua domanda. È una domanda. L'ha commossa fare quel personaggio proprio interiormente? No, per niente, io non mi commuovo a fare il mio lavoro. Mi commuovo a vederlo fatto, quello sì. Non posso permettermi il lusso di commuovermi. Io davvero, ma non lo dico per piaceria, però lo dico perché appartiene, è proprio una cosa che appartiene al mio lavoro. Ho bisogno di avere il controllo di quello che faccio per capire dove va quello che faccio. È come davvero, cioè una cosa e la rappresentazione di quella cosa sono due cose differenti, e una cosa appartiene alla natura, l'altra cosa appartiene al lavoro che noi facciamo per rappresentare e riportare quella natura. Io davvero mi sono commosso a vedere il film, ma davvero non potevo permettermi il lusso di commuovermi. Avrei messo in confusione i miei compagni, quello sì. Diciamo che noi questa sera siamo venuti qui principalmente per Battistone, perché c'era l'incontro con l'autore, senza conoscere il titolo del film e senza sapere la trama del film. Questo perché ho vissuto un'esperienza simile in prima persona e sinceramente non avrei guardato questo film qua, te lo dico, perché mi ha toccato parecchio. Voi sapete che siete gli spettatori ideali. Sì, che sono quelli, io mi ricordo quando ero ragazzino, quando i cinema ancora erano in centro città, pioveva, non sapevi cosa fare, andavi dentro al cinema. Voi avete fatto la stessa cosa, vabbè, spinti dall'incontro con l'autore, però non sapevate che cosa sareste venuti a vedere. Il fatto che poi ti tocchi personalmente mi commuove questo. Io ho sentito parecchio questo film, per quello ti dico. E questa è una cosa... hai capito perché c'è il cinema? Certo, per forza. Hai avuto la risposta più roboante possibile. Infatti. Davvero, è bellissimo. Guarda, veramente mi commuove. Sono stato contento anche di vederlo, insomma. Caspita, grazie. Grazie per essere venuto e per aver dato fiducia al cinema. Volentieri. Grazie davvero, grazie. Se ovviamente c'è stato, cos'è che hai trovato più difficile fare? Se c'è stato ovviamente qualcosa difficile, qual è stata la cosa più che non so, ti ha messo più? Ti posso dare una risposta ironica e una un po' più seria. La risposta ironica è sciare. Grazie al cielo noi possiamo fruire dell'aiuto di grandi professionisti che ti fanno fare delle figure meravigliose. La cosa più complessa era rapportarmi alla famiglia, a tutta quanta la famiglia. Era creare per ognuno, con ognuno, in un film con una parabola così corta, perché è un film che comincia raccontando una famiglia felice. Questo ritratto dura un attimo, poi ti trovi davanti a una famiglia disgregata e quindi devi rappresentare quello che c'era prima e quello che c'è poi dopo, che è la materia, la struttura del film. Ecco, quella è stata la cosa più complessa,
creare, anche perché non c'era la drammaturgia, cioè il film, la struttura della sceneggiatura non ti dava tanto la possibilità di raccontare il rapporto con ognuno dei personaggi. Non parlo soltanto i suoceri o Elisabetta, cioè il personaggio interpretato da Anna, ma anche i figli, cioè tutte quelle situazioni lì erano poco esplorate, giustamente, dalla sceneggiatura, perché la sceneggiatura si concentrava su altro. Ecco, per me la cosa più difficile è stato rendere credibile la relazione da parte del mio personaggio con ciascuno degli altri. Quello è stato la parte più complessa. Però ti ripeto, un grande aiuto ce lo siamo dato tra noi attori, perché si è creata davvero una bellissima intesa sul set. Di questo è artefice. Il merito va tutto a Paolo, che ci ha messo proprio nelle condizioni migliori per lavorare. Quello lo dico davvero. Paolo è conosciuto più come regista di commedia, questo credo sia il suo primo film, tra virgolette, impegnato, lo possiamo definire. Però prevedo una lunga strada per lui su questo ambito, anzi più lunga rispetto a quella della commedia, se ci si dedica con questa profondità. E altra cosa, giusto che ci siamo, hai accettato un ruolo che hai detto è completamente diverso da quello a cui sei abituato. Cioè, questo è il motivo principale o penso che ti abbiano presentato comunque, no? No, questo è l'unico motivo. Io voglio fare cose che non so fare. Solo quello. Cioè, è questo l'unica cosa che mi muove nel mio lavoro, è questo. Cioè, se c'è qualche cosa che non ho mai fatto, stai sicura che la mia attenzione va lì e cerco di fare l'impossibile per farlo. Davvero. Ho fatto mia una lezione di Orson Welles che raccomandava agli autori di esplorare sempre il territorio meno esplorato. Insomma, questo qua non è niente di che, però credo che il senso del mio lavoro sia non accontentarsi mai di dire, ma anche perché è impalpabile. E una volta che sai fare quella cosa lì, cosa fai? La fai 30 volte per sentirti dire bravo ogni volta. Madonna, ti viene a testa così, diventi bravo dentro così, ma non vai da nessuna parte. Per me è fondamentale, è il cammino, non è il raggiungimento di qualcosa. Posso? Buonasera, io Dove invece sei? mi sono presentata a vedere il film preparata, perché ieri sera ho visto un'intervista. Muovi un arto, fai un qualcosa. Fai manifestati. Ecco, ciao, sei al buio. Ciao. Sei al buio, Ieri sera ho visto un'intervista in TV, per cui sono venuta a vedere il film preparata, al contrario del signore. Ieri sera hai citato il senso di colpa. Sì, proprio perché non c'è, perché non è un sentimento dal quale il mio personaggio cerca di rifuggire, di fuggire proprio. C'è all'inizio, viene nell'intervista, perché era un'intervista di ieri sera sulla 7 con Gramellini, dove si parlava del senso di colpa nel mio personaggio, che dà il permesso al figlio di uscire di casa, poi il figlio esce e ha quell'incidente. La risposta che ho dato è che il senso di colpa, noi in Italia siamo campioni mondiali di senso di colpa, siamo pervasi dal senso di colpa, ma il mio personaggio ne fugge in modo abbastanza netto, sia in quella circostanza che in una situazione successiva, cioè immediatamente dopo l'incidente sugli sci di Dennis, in cui Elisabetta gli dice: ma dove eravate? Ma avete fatto una pista? No, e Piero, il mio personaggio, si scrolla immediatamente di dosso quella colpa, dice no, era un tratto normalissimo,
ci siamo andati 1000 volte, poteva succedere a chiunque, è successo a lui, non chiamare in causa il senso di colpa. Credo che forse il senso di colpa può aver agito all'epoca in cui la coppia si divise, però siamo sempre sull'ambito del sé, delle ipotesi, come forza disgregante nella relazione tra Piero ed Elisabetta dopo la morte del primo figlio. Però in quella circostanza, ecco, io sento più il personaggio di Piero come in certo modo assente, ma non pervaso da un senso di colpa. Sono due figure che in qualche modo si sottraggono ai loro doveri familiari. Elisabetta da un lato non cercando e non avendo più un contatto anche fisico con i propri figli. Piero rifugiandosi come fanno, come succede a tanti uomini, rifugiandosi nel lavoro e quindi nei suoi progetti con l'Africa, e quindi andando via, sottraendosi di presenza, diciamo, alla famiglia. Però ecco, il senso di colpa nel personaggio mio non è una caratteristica principale, ecco, mi sento di dire quello. Grazie, buonasera. Grazie, ciao. Agganciandomi a questo, non è che appunto la fuga del senso di colpa che ha un effetto disgregante sulla famiglia, su tutti i personaggi, li allontana uno dall'altro, e invece Sara richiama i genitori a quello che ha il senso di responsabilità. A me ha dato questa impressione, per cui parte la componente costruttiva delle relazioni, della famiglia, di tutto. È vero, è questo perché in qualche modo succede, e soprattutto in una situazione come questa, che i genitori, la coppia, si dimentichino dei figli e se ne accorgano proprio ad un certo punto, quando gli arriva un caffè, una bevanda calda, una cosa, allora cioè, è ovvio, perché la sofferenza crea solitudine e ognuno si isola nella propria. E che cosa fanno all'inizio Piero ed Elisabetta? Si annullano nelle reciproche sofferenze e anche nei ricordi di quello che avevano passato. E ovviamente sparisce tutto. Sparisce forse anche il figlio sotto i ferri, perché c'è una situazione di dolore, di sofferenza così grandi, così insostenibili, che non ce la fanno. Non sono degli eroi né dei supereroi, sono degli esseri umani con delle debolezze palpabili, presenti, le hanno manifestate, le hanno vissute, le hanno subite. Adesso si trovano in quella situazione e l'unica figura in grado di farli uscire da quell'abisso di sofferenza in cui stanno ripiombando è proprio la loro figlia, che li riporta improvvisamente, li riporta anche traumaticamente, cioè li porta via fisicamente. Venite con me, andiamo. C'è sempre qualcosa che si può fare. Non so che cosa, ma intanto facciamola. La speranza non ha occhi per piangere, ma mani per fare. Facciamolo, facciamo qualcosa. E quindi se li porta via e lì in qualche modo li risveglia. E loro si ritrovano in un non luogo, perché poi c'è anche un aspetto tecnico del film che crea una sospensione molto, a mio parere, molto bella.
c'è questo Day for Night, c'è la fotografia trattata in un modo particolare, per cui le immagini che abbiamo girato erano tutte di giorno, ma con dei filtri diventano una notte che ha una diffusa molto, molto particolare, molto lattiginosa. Porta questi personaggi in mezzo a un lago ghiacciato a rivivere l'episodio del cervo salvato, del piccolo cerbiatto che viene ricondotto al branco, e quindi dicono voi, la piccola Sara dice, voi che siete riusciti a salvare una piccola vita come quella, datevi una mossa, salvate anche questa. Insomma, questo è il senso del viaggio che vanno a fare in mezzo alla notte. Loro due, Piero ed Elisabetta, sono quasi in trance, sono completamente succubi della piccola Sara. E poi si lasciano andare in mezzo a questo lago, si buttano a terra e respirano finalmente il silenzio di quel paradiso di neve, di ghiaccio e di luce che è la montagna. Ma senza la spinta della figlia, loro sarebbero rimasti inerti di fronte al dramma che stavano vivendo, indipendentemente dalla fine, ok? Cioè, l'avrebbero di nuovo subito. Invece c'è, e io quello lo chiamo amore, perché Sara non è altro che il frutto del loro amore, che li spinge ad andare oltre, a cercare qualche cosa. In questo... No. Ancora, prego. Microfono. No, ma ma poi da lassù. Allora, io sono una grande fan di Battistone, quindi sono venuta perché lei vale sempre il prezzo del biglietto. E grazie perché non l'ha detto ancora nessuno, ma secondo me questo film macinerà nei nostri cervelli a lungo. Quant'era il biglietto stasera? Troppo poco. Maggiorato. Vabbè, ok. Invece mi allontano dal film e faccio una domanda all'attore. Lei ha detto che vuole fare sempre qualcosa di nuovo. Cosa farebbe se potesse? Oppure se sta facendo qualcosa e ci fa qualche anticipazione? Perché io devo pensare al prossimo film. Ninina, bisogna intanto dare vita a questo. Bisogna che questo impari a camminare con le sue gambe. Un sogno come attore. Un sogno adesso sarebbe che questo film fosse visto da un sacco di persone, perché mi piacerebbe che questo tipo di riflessione fosse più rappresentato, fosse rappresentato molto di più al cinema. Cioè, si va al cinema anche per vedere queste storie, non soltanto per ridere, ci mancherebbe, per l'amor del cielo, è fondamentale ridere, però si va anche per pensare, si va anche per vedere qualche cosa che ha a che fare con qualcosa che prima o poi, cioè che riguarda tutti. Sì, assolutamente. Dopodiché quello che vorrei fare io è esattamente il senso della risposta che ho dato all'altra ragazza, e non lo so. Cioè, lo sa qualcun altro, cioè, sicuramente c'è qualche regista da qualche parte che ha idea di propormi qualcosa che io non ho mai fatto, e quando succederà ti dirò, ecco che cosa voglio fare quella roba lì. Una cosa che mi piacerebbe fare è continuare l'avventura di Stucchi, che è un... sì, è troppo poco. Sì, anche noi. Ma non dipende, è come una storia d'amore, bisogna essere in due, che sono insieme a una mamma, io che è la mamma Rai, faccio, capito? Ed è vecchia. Peppe, qua mi sa che ti tengono tutta la sera ed è anche bello. Ma con enorme gioia, ci mancherebbe. Ti faccio però ancora anche io un'ultima domanda. Andare, se siete provati. Ti faccio io un'ultima domanda che qualche anno fa non ti avrei fatto.
Però adesso te la becchi, visto Dimmi. che hai esordito anche dietro la macchina da presa con Io vivo altrove. Volevo chiederti, è cambiato in qualche modo il tuo approccio sul set, l'approccio al tuo lavoro? Adesso che hai maturato anche questa esperienza, assolutamente, come assolutamente, sono diventato molto più umano. Sì. Non ho un carattere semplice, nel senso che comunque non sono... Però insomma mi piace stare per i fatti miei, però sul set sono molto più presente, più responsabile, più attivo e più comprensivo, anche rispetto a ritardi o carenze da parte della troupe o del resto del... Ma d'altra parte l'invecchiamento serve anche a quello, poi ho sempre tempo di diventare cattivo, non c'è problema. No, mi piace sempre di più il mio... ecco, dopo aver fatto quell'esperienza mi sono davvero rinnamorato del mio lavoro, perché ne ho riassaporato. È come quando fai lo stesso lavoro in catena di montaggio per tanti anni e poi ti trovi ad un certo punto improvvisamente a gestire la linea. Mi sono rinnamorato di nuovo di quel lavoro e del motivo per cui avevo scelto di farlo e ringrazio quella prima esperienza, perché ho capito la seconda volta che davvero è il lavoro che posso fare da grande questo. Allora, con l'amore di Beppe Battistone per il cinema e con il vostro amore per Beppe Battistone, grazie ancora a tutti, buona serata. Grazie per essere venuti, grazie davvero. Vi voglio bene. Siete l'altra mia metà. Esatto. Grazie.